Bene, mister, un 1-1 come all'andata, però partita completamente diversa dell'andata. Un rigore sbagliato per il Portogruaro, poi nel secondo tempo tante occasioni da una parte e dall'altra, insomma alla fine con l'uomo in più non siamo riusciti a concretizzare due grosse occasioni che abbiamo avuto. Forse tutto sommato il pareggio lo trova giusto? Sì, in base a quello che abbiamo espresso penso di sì, nel senso che insomma, abbiamo sbagliato più di altre volte, quindi secondo me pari ci può stare. C'è stato qualcosa di sbagliato o è la partita che si è sviluppata in questa maniera e era difficile fare un gioco diverso? Quando in queste gare qua, quando ci sono i derby, chiaramente ci sono altre componenti che vengono fuori, oltre alle situazioni tattiche o quant'altro, quindi ci sta, diciamo, ma, insomma, i ragazzi si sono impegnati, secondo me abbiamo fatto qualche errore di troppo anche in certi momenti particolari, anche perché il primo tempo, sì è vero, loro hanno fatto gol, però insomma noi meritavamo qualcosa in più, penso, il primo tempo, no? Sì. Perché qualche occasione l'abbiamo avuto, però insomma. E sull'espulsione, siccome io mi sono perso quel momento lì, c'era perché qualcuno ha detto? L'espulsione è doppia ammonizione, io adesso non so, quindi... Cioè non espulsione diretta? No, mi pare che è doppia ammonizione. Tanto sul portiere, sì, doppia ammonizione. Che era già ammonito, quindi... Facendo un po' di col senno del poi avrebbe cambiato qualcosa della formazione? No. Perciò sono scesi in campo? No. Bene, grazie. Mister, io volevo chiedere, durante la partita ha cambiato delle cose dietro, quando ha messo Dodorico a un certo momento, ha portato di qua il ragazzo Elisa, ha messo Dodorico a sinistra e Sefroschi a fare il centrale, sì. Perché lì c'era qualche problema. Sì. No? Secondo me sì. Sì, c'erano dei problemi. Li ha corretti in questo modo qui. A un certo momento del secondo tempo ha tolto l'Elisa e sì, ha messo Fabroni che... Secondo me forse non era la giornata sua di Lenisa, ma non ci sono problemi. Non è che chiaramente mettendo Dodo di là lui si trovava anche un po' male, mancino stando a destra, quindi a quel punto ho detto ho preferito mettere Fabroni che è un destro, quindi ho sistemato. Forse si è visto ancora quella cosa dei due mancini centrali, che è un po' una cosa. Ma loro sono due destri centrali, cosa cambia? Loro hanno due destri centrali. Non vedo il problema. Comunque, mister, oggi si aspettava qualcosa di più dopo la superiorità numerica. Ma comunque abbiamo fatto qualcosa in più, perché io a un certo punto, sì, quando mancava proprio pochissimo, ho tolto un difensore, sono rimasto a 3 dietro, tenendo conto, ho detto metto qualcosa in più in avanti e l'occasione comunque Miolli l'ha avuta, no? Però insomma... Invece di partire dritto per dritto si è regato. Vabbè, però sono scelte, lui ha scelto così, non è che ci mancherebbe. Il 3 l'ho portato fuori. Sì. Però insomma l'occasione l'ha avuta. Però, oggi davanti alla difficoltà qualche giocatore si intestava due soluzioni individuali, penso soprattutto a Pavani che partiva su 1 contro 1 a 30 metri dalla porta, è un po' difficile. Ma lui è partito bene i primi 10 minuti perché ha preso a destra e pensi invece il ragazzino là da loro gli ha preso poi le misure, insomma con qualche consiglio dato da qualche esperto di loro, si è messo bene col corpo, ha cercato di eventualmente di andarlo a prendere subito senza dargli la giocata immediata, e quindi, però insomma secondo me, per come vedo io, possiamo fare molto meglio. Possiamo fare molto meglio e dopo
un inseguimento durato 18 partite, il Montello va in testa e vi affianca. C'è una nuova stagione che ricomincia. Niente, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, anche perché insomma, chiaramente oggi essendo un derby è una partita un po' così, però insomma alla squadra ci possono stare queste partite che non riesci, anche che sono un po' abbastanza pesanti dal punto di vista emotivo. Ma non è che poi potrebbe essere anche insomma una liberazione? Sì, vabbè, no, dal punto di vista emotivo la squadra mi è sembrata un attimino troppo nervosa, sì, troppo mangiata 2 o 3 però partite. quello è chiaro che non deve succedere, nel senso che noi dobbiamo continuare a fare il nostro campionato senza pensare ad altre cose.